yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub sëriñ Bamba bi ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub sëriñ Bamba bi. Grazie, siamo di nuovo in studio ad accogliere sempre il gruppo Gonzato. Adesso accolgo il direttore commerciale Demis Zerbato, perché dopo aver intervistato l'amministratore delegato Davide Gonzato e Luca, il project manager, siamo a parlare con un po' la mente del progetto. Denis, perché è stato colui con chi è stato diverse volte, penso 2 volte in Senegal, di qui fa da front office fra la comunità senegalese e la società. Demis, ci vuoi raccontare un po' l'esperienza vostra del Gonzato e quello della comunità senegalese? Allora, come sono esordito prima, il mio non forte è la tecnologia, quindi se c'è anche problema con il microfono è colpa mia, a parte gli scherzi. Niente, il percorso è cominciato 14 mesi fa, dove è stato condiviso questa volontà e questo ambizioso progetto. La prima sopralluogo che è stato fatto a Touba è stato determinante, perché le informazioni che avevano ricepito nulla avevano a che fare con quello che realmente desideravano a Touba. Quindi è stato fondamentale essere presenti e poter dialogare con le istituzioni del posto e dialogare poi anche con i tecnici del posto. È stato un viaggio che ci ha permesso di fare un'esplorazione molto ampia e per cercare di capire veramente quello che erano le esigenze, ma le volontà di base. E non erano né scontate e devo dirvi anche proprio per nulla semplici. Sì, infatti, perché le linee guida sono differenti, c'è un protocollo diverso, è tutto un mondo a parte. È tutto un mondo a parte, sì. Innanzitutto ci tengo, non ho fatto una premessa, che siamo stati accolti, siamo stati quasi, ho utilizzato questo termine prima, siamo stati messi quasi in imbarazzo per la vostra profonda accoglienza del paese. Non è per niente che si chiama Paese della Teranga. Della Teranga, che ho imparato a sapere cos'era. E quindi a un certo punto eravamo quasi in difficoltà, devo dirvi con l'estrema sincerità. Però ecco, quello che a me ha colpito, devo dirvi, è che ho trovato delle persone che avete un grande ascolto, perché è vero che non era facile recepire le volontà, ma grazie al profondo ascolto che avete siamo riusciti a capirci bene. Non siamo ritornati tante volte sull'argomento, le indicazioni erano molto chiare. Niente, detto questo, ritorniamo da Touba, facciamo i campioni di tutto, sì. Prepariamo quella che è la presentazione ufficiale e ritorniamo a Touba. Nel ritornare a Touba portiamo un book fotografico, portiamo una bella presentazione, ma soprattutto portiamo i campioni reali della recinzione, delle griglie. Sì. Anche lì molto emozionante, condiviso a tutti i livelli con il protocollo che ho appena anticipato, quindi dal responsabile, dal portavoce, fino ad arrivare poi al califfo, che è sempre un incontro molto emozionante e carico di energia, incredibile. Comunque, recepito, è stato scelto il modello. Riassumo perché è stato un lungo viaggio. Quello che avete portato qui oggi? Oggi abbiamo portato il modello originale. Ci abbiamo tenuto a portare proprio quello che è andato a Touba e che è stato preso in mano anche del califfo, e oggi l'abbiamo qui con noi. L'abbiamo presentato, abbiamo un po' presentato la linea guida del progetto. Poi niente, successivamente alla prima scelta c'è stata la seconda scelta per i cancelli, che anche lì invece è stato un percorso un po' più tortuoso, perché ci sono stati dei cambi di scelte architettoniche, perché effettivamente non c'era un'idea chiara. Questa cosa mi hanno fatto una domanda oggi: se noi ci siamo mai demoralizzati
Devo dire no, ma assolutamente no. Non c'è mai stato un momento di demonizzazione. Sapevamo, io principalmente sapevo che era solo necessariamente una questione di tempo. Avevamo molta pressione da parte di tutta la Confederazione. Io ho sempre I rappresentanti. Io ho sempre interloquito solo con Abdou per tenere una linea guida, proprio per cercare di lasciare che il lavoro deve essere svolto nella maniera più corretta, perché un lavoro di questa entità, di questo pregio, deve assolutamente, come la vedo io, partire con dei fondamenti molto importanti. Se io personalmente non vedo una fondamenta fatta bene, mi fermo o non vado avanti, ed è fondamentale. Giusto. E quindi diciamo il tutto fatto che dopo qualche mese siamo arrivati e quindi con felicità oggi siamo arrivati qui. Mi permetto di dire l'ultima cosa, oggi abbiamo ribadito quelle che saranno la linea guida per tutto il progetto, che sarà un percorso che abbiamo appena cominciato, che quindi il progetto ha due parole chiavi utilizzate. Una diciamo è la trasparenza e la fiducia. Per noi sono due grandi argini molto importanti sulla costruzione di questo progetto. Senza questi due grandi argini difficilmente si arriva alla fine. Difficilmente si arrivava alla fine, perché sono state diciamo confermate e quindi avanti. Quindi pensiamo che da oggi abbiamo quasi l'ok per partire, quindi è stato oggi la prima posa della prima pietra per la parte italiana, perché l'hanno fatto in Senegal la scorsa settimana con il califfo, manca solo la parte italiana, la diaspora senegalese, che è l'unica tra l'altro dall'estero che partecipa a questo lavorone, grande opera diciamo per la moschea. Difatti dopo 14 mesi di percorso devo dirti che mi sento un po' senegalese, e da un po' senegalese devo dire che la Confederazione Italiana deve essere fiera di quello che sta avvenendo, perché io ho visto e ho sentito le voci a Touba, e la considerazione che c'è verso questa Confederazione è enorme. Avete un'attenzione veramente molto importante, dettata dal lavoro speciale che fate per Touba, e io questo d'esterno l'ho recepita. Confermo che l'unica assegnazione diretta di tutto il lavoro è stata data solo esclusivamente alla Confederazione Italiana, il resto non c'è. Se ti devo chiedere una parola che hai imparato dai tuoi viaggi, dall'esperienza, come me lo sintetizzerei? Allora, una parola o un breve riassunto, una frase? Una frase. Allora, io una cosa ho notato in questo meraviglioso paese. Allora, innanzitutto vorrei aiutare un aggettivo, perché io ho visto persone felici, persone serene e felici. Arrivo da una cultura e da un ambiente diverso, dove quelle persone che hanno tutto ma non sono felici, perché la felicità non si conquista con il materiale, si conquista con ben altro. Questo per dire che anche per me personalmente è stato un viaggio decisamente profondo nell'animo. Devo dire che bisogna avere anche le orecchie per ascoltare certi messaggi. E diciamo che un'altra parola è stata questa accoglienza, questo farci sentire a casa e accolti, che ci ha anche imbarazzato da un certo punto di vista. E cosa posso dire? Un'altra cosa che ho notato è stato il lavoro, la predisposizione per il lavoro, e dopo una cosa che sono rimasto particolarmente colpito è stata la qualità dell'operosità delle mani. Avete veramente un'operatività importante, una capacità molto forte che io non ho visto in altre parti. Ecco, questo è. Grazie comunque per l'intervento, grazie e ci rivediamo inshallah presto. Grazie a voi e a presto. yëg sëñ Bamba ak yite ci liggéeyub Sëriñ Bamba bi ay ca murit
ay ca murit yëg sëñ Bamba ak yitte ci liggéeyub Sëriñ Bamba